Le regioni in testa a Fedriga sono in pressing sul governo per il Super Green Pass che dovrebbe essere varato domani. Friuli Venezia Giulia, Maglia Nera, preoccupazione dei posti letto Covid, si intravede l'arancione a dicembre. 3 farmacisti sono stati segnalati dai carabinieri del NAS di Udine perché non vaccinati contro il Covid. Le loro attività sono tutte in provincia di Udine, non sono stati denunciati in attesa di tutte le verifiche del caso. Terrorizza la collega di lavoro che non ricambia i suoi sentimenti per lo stalker invaghito della donna perché è molto simile alla sua ex. È scattato il divieto di avvicinamento e la decisione del Tribunale di Udine. Basta il grigiore dei condomini, spazio al verde, allo sviluppo sostenibile. La Giunta Comunale di Udine ha approvato linee guida per il recupero dell'area ex Bertoli. Inaugurato il nuovo progetto formativo per gli insegnanti di primaria e secondaria organizzato da Libertas Udine e Danieli, obiettivo creare una cultura dello sport fin da bambini. Buonasera, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Il governo si prepara alla nuova stretta per contenere la quarta ondata del Covid. Domani il Consiglio dei Ministri varerà il decreto con le nuove misure. Le regioni, Friuli Venezia Giulia in testa, premono per il Super Green Pass. Ristoranti, cinema, teatri e palestre saranno off limits per i non vaccinati. Una corsia preferenziale per i vaccinati che potranno continuare ad usufruire di ogni attività sociale e ricreativa ed una strada a senso unico per chi ha scelto di non immunizzarsi che potrà accedere solo ai luoghi di lavoro e ai servizi essenziali. Il governo, anche su pressing delle regioni in testa il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, si prepara a varare il Super Green Pass, strumento che dovrebbe consentire di raggiungere gli obiettivi condivisi da esecutivo nazionale e regioni. Tutelare la salute delle persone e dare certezze agli operatori economici, soprattutto alle porte della stagione sciistica, non penalizzando chi ha deciso di vaccinarsi. Bar, ristoranti, palestre, piscine, cinema e teatri dovrebbero essere off limits per i non immunizzati, che potranno andare al lavoro e fruire dei servizi essenziali, compresi treni ad alta velocità ed aerei, a fronte di un tampone negativo. Il provvedimento dovrebbe essere approvato domani dal Consiglio dei Ministri, fissato dopo la riunione della cabina di regia e il nuovo confronto tra governo e regioni. Sull'entrata in vigore si ipotizza la data del 1° dicembre. Alcuni presidenti di regione premono perché il Super Green Pass sia applicato anche in zona bianca. Sul tavolo diversi altri nodi da sciogliere, come l'obbligo vaccinale per alcune categorie, personale scolastico, forze dell'ordine, dipendenti che lavorano negli sportelli della pubblica amministrazione, il tempo di validità dei tamponi, che dovrebbe passare da 72 a 48 ore per il molecolare e da 48 a 24 per l'antigenico, e dello stesso Green Pass. Da valutare, vista la risalita dei contagi, anche l'obbligo di mascherina all'aperto, pure in zona bianca. Ieri sera intanto il ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato il via libera alla terza dose a 5 mesi dal completamento del ciclo vaccinale rispetto ai 180 giorni attualmente previsti. Il provvedimento sarà in vigore da domani. Soddisfatto dell'anticipo il presidente Fedriga. Bisogna accelerare ed eliminare ogni limite d'età, commenta. Quasi certa la zona gialla per il Friuli Venezia Giulia da lunedì, il pericolo è che il colore possa farsi più marcato in dicembre. Secondo il vicepresidente Riccardi saranno decisivi i prossimi 15 giorni, sperando che il ricorso al vaccino si faccia più sostanzioso. Sul Super Green Pass la nostra regione continua a chiedere al governo limitazioni maggiori per i Novax. Le prossime 2 settimane saranno decisive per capire se il Friuli Venezia Giulia rischia seriamente un colore più marcato del giallo ormai scontato per l'immediato futuro, e questo il margine temporale a cui guarda il vicepresidente della regione con delega alla salute Riccardo Riccardi. Sicuramente avremo davanti, secondo me, una quindicina di giorni importanti, poi bisogna vedere come va. Insomma, l'importante è che resti questo margine del rapporto tra l'infezione e la domanda ospedaliera, ma questo dipende dalla capacità vaccinale e soprattutto dall'adesione che tutti quanti faremo alla terza dose. Sul fronte del Super Green Pass, con limitazioni diverse per vaccinati e non, per cui spinge anche la nostra regione, deciderà presto il governo. Le regioni hanno chiesto questa distinzione perché noi crediamo che sia una delle misure che
è una misura di equità, nessuno credo si sia vaccinato con entusiasmo ed è evidente, vediamo gli effetti del vaccino che sono estremamente importanti, riducono la pressione ospedaliera e garantiscono una sicurezza migliore, quindi consentire un'agibilità alle persone che sono vaccinate sicuramente rispetto alle altre ci aiuta a contenere e a superare questo momento di rialzo dell'inflazione che sta sotto gli occhi di tutti. E con l'ingresso in zona gialla scatteranno le restrizioni, tema affrontato da Riccardi a Pordenone con il Dipartimento di Prevenzione di Asfo, il prefetto e i primi cittadini in videocollegamento. Qualora dovessimo entrare probabilmente già lunedì nella zona gialla, mi sembra di poter dire che c'è una richiesta unanime da parte dei sindaci anche alla prefettura di avviare quei controlli legati alla correttezza dei comportamenti delle persone sull'utilizzo del Green Pass. Il Friuli Venezia Giulia è l'unica regione italiana con occupazione dei posti letto Covid oltre i livelli di soglia sia in terapia intensiva sia in area medica, rispettivamente al 15 e al 17%, la media italiana è di 6-8%. E quanto emerge dall'ultima rilevazione di Acenas, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, che ha elaborato i dati relativi al 22 novembre. A livello nazionale cresce in 8 regioni e province autonome la percentuale di posti reparto occupati da pazienti Covid con sintomi. In altre 6 sale la percentuale di letti Covid occupati nelle terapie intensive. Intanto oggi l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato l'allarme in merito alla pressione elevata o estrema sui posti letto negli ospedali in 25 paesi europei e una pressione elevata o estrema sulle unità di terapia intensiva in 49 dei 53 paesi a cui è fino al 1 marzo 2022. L'OMS ha previsto che il totale dei morti supererà i 2,2 milioni entro la primavera del prossimo anno. Allora andiamo a vedere ora i dati dei contagi di oggi, dove si registrano 5 le persone morte con Covid in Friuli Venezia Giulia, 2 uomini di 82 e 78 anni, un 82enne e 2 donne di 79 anni. I pazienti di terapia intensiva scendono a 25 e quelli in altri reparti sono 229. Su oltre 6.660 tamponi molecolari e su quasi 21.500 test rapidi antigenici sono stati rilevati 414 nuovi contagi, 16 casi tra i dipendenti delle aziende sanitarie, 9 tra operatori di case di riposo e 18 tra gli ospiti delle stesse strutture, oltre 5.800 le persone in isolamento. Ennesima manifestazione del movimento No Green Pass oggi a Trieste, dove nelle periferie cittadine circa 2.000 manifestanti stanno sfilando contro governo e regione. Ora ci colleghiamo in diretta al telefono con Andrea Pierini per gli ultimi aggiornamenti. A te, buonasera. Sì, buongiorno da Trieste, circa 2.000 persone sono scese in piazza per l'ennesima volta contro il Green Pass. Il corteo sta procedendo in maniera pacifica, come di consueto i soliti cori contro i giornalisti e anche contro il personale della polizia impegnato, diciamo, a proteggere le zone calde, visto che il corteo è passato per Piazza Garibaldi, quindi da dove i manifestanti avrebbero potuto continuare verso Piazza Unità, ma insomma c'è stato solo qualche insulto, ma nulla di grave. Come detto, il corteo è partito da Piazzale delle Puglie, quindi nella zona di Chiarbola, e si sta avviando verso Piazza Perugino. In questo momento è nei pressi dell'ITIS, che è la casa di riposo più grande di Trieste, dove c'erano 400 anziani e dove purtroppo si sono registrati numerosi decessi a causa alcuni decessi, a causa del Covid. Il corteo passerà anche davanti a questo luogo. Se non ci sono domande da studiare, se non ci sono novità, io vi restituirei la linea e vi saluterei. Grazie ad Andrea Pierini per questi aggiornamenti da Trieste. Una denuncia anche alle massime autorità dello Stato per lo sgombero del varco 4 del porto di Trieste, l'annuncio di Stefano Puzzer, che oggi ha attaccato anche il presidente dell'autorità portuale di Trieste. Chiediamo libertà. Stefano Puzzer ha voluto convocare la stampa per ripercorrere gli ultimi anni della sua attività in porto prima e di rappresentante del movimento No Green Pass poi. Nel mirino soprattutto l'autorità portuale e il presidente Zeno D'Agostino. Partiranno anche delle denunce dopo lo sgombero del 15 ottobre. Di chi ha fatto passare la polizia all'interno del porto, di chi ha dato l'ordine di spazzare via le persone, perché logicamente ci dovranno essere delle motivazioni per aver fatto quello che è successo. Come coordinamento invece la richiesta è semplice. Noi volevamo denunciare il fatto che veniamo chiamati, tra virgolette, brigate rosse,
gli untori, quelli che non hanno rispetto per la propria cittadinanza, ed era ora di finirla, era ora di dire la verità e di dire che noi non siamo contro nessuno e che non vogliamo che la gente venga divisa tra vaccinati e non vaccinati. 3 farmacisti sono stati segnalati dai carabinieri del NAS di Udine perché non vaccinati contro il Covid. Le loro farmacie sono tutte attive in provincia. 3 farmacisti sono stati segnalati dai carabinieri del nucleo antisofisticazione e salute del capoluogo friulano perché risultati non vaccinati contro il Covid-19. I militari del NAS di Udine, comandati dal capitano Fabio Gentilini, stanno eseguendo infatti una fitta serie di controlli avviati a inizio novembre sulle farmacie di tutta la regione. Sono 30 quelle monitorate fino ad ora, anche per la verifica dell'esecuzione corretta dei tamponi e per il costo della messa in vendita dello stesso tampone, proposto obbligatoriamente a prezzo calmierato. I 3 farmacisti segnalati operano con le loro farmacie tutti nella ex provincia di Udine. Non sono stati denunciati né sanzionati al momento, poiché è in corso un controllo per verificare l'eventuale esenzione dalla inoculazione, oppure per verificare che non sussistano problemi ai terminali per comunicazioni legate al vaccino non ancora inserite in database. Gli stessi controlli vengono eseguiti anche in strutture sanitarie private del Friuli Venezia Giulia e convenzionate con il sistema sanitario pubblico. In questo caso non sono state segnalate situazioni che hanno richiesto un approfondimento ulteriore. Anche il prezzo dei tamponi, infine, risulta in linea in tutta la regione, a volte è addirittura più basso di quello calmierato per la proposta dei cosiddetti pacchetti di tampone in offerta. È accusato di aver fornito alla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia mascherine non sicure, rinviato a giudizio un importatore libanese. Avrebbe fornito alla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia migliaia di mascherine chirurgiche FFP2 non conformi agli standard tecnici e con marchio CE illegale, tutte prodotte in Cina. Con questa accusa il GUP di Udine Carlotta Silva ha rinviato a giudizio il 45enne libanese Ali Mansour, legale rappresentante di una ditta di import-export con sede a Trieste. A sostenere l'accusa è il PM Elisa Calligaris, mentre la Regione si è costituita parte civile quale ente danneggiato. Stando alle indagini, nel marzo del 2020, l'importatore concluse un contratto con la Protezione Civile per la fornitura di 1 milione di mascherine chirurgiche e 100.000 dispositivi FFP2, del valore di 640.000 euro. Il mese successivo ne fornì rispettivamente 44.000 e 17.600, ma dai controlli risultò che il materiale, posto sotto sequestro a fine maggio mentre si trovava nella sede della Protezione Civile a Palmanova, non rispondeva ai requisiti tecnici e che mancavano le dichiarazioni di conformità. In realtà, spiega il difensore, l'avvocato Giulio Di Bacco di Trieste, dalle verifiche di laboratorio è risultato che il materiale rispondeva agli standard tecnici e che era di buona qualità. Inoltre, su molte confezioni era presente il marchio CE, conclude. La prima udienza si terrà a maggio 2020. Un 32enne di Gemona è rimasto ferito questa mattina mentre stava realizzando una fossa biologica in una porzione di terreno di sua proprietà all'esterno della casa. Uno degli anelli in cemento che stava posando gli è rovinato addosso, causandogli lesioni e fratture. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Udine, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri di Gemona. Un pedone è stato investito questa mattina intorno alle 10:30 in via Marco Volpe a Udine all'uscita del posteggio Magrini. Sul posto sono intervenuti un'auto medica, un'ambulanza insieme al personale della polizia locale del capoluogo friulano. Per i lievi accertamenti il pedone è stato trasportato al Santa Maria della Misericordia di Udine, non sarebbe in gravi condizioni. Paura questa mattina intorno alle 10 a San Giorgio di Nogaro per un incidente che avrebbe potuto avere esiti drammatici. Un'autoritaria che stava percorrendo la ex provinciale 80 in direzione nord è entrata in collisione con un treno merci proveniente dalla zona industriale diretto alla locale stazione. La donna alla guida della macchina non ha riportato ferite, miracolosamente. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento, in quel punto attiva anche un semaforo. Sul posto il personale ferroviario e gli agenti della polizia locale.
Accesa lite in una struttura di accoglienza per under 18 non accompagnati dalla provincia di Trieste, è successo ieri all'ora di pranzo, ad affrontarsi utilizzando anche dei bastoni per futili motivi. Sono stati una dozzina di giovani cittadini stranieri pakistani e del Bangladesh, 2 minorenni sono rimasti feriti e sono stati portati al burlo per lesioni alla testa, fortunatamente non gravi. Scarica la merce dal camion in una fabbrica di San Giovanni alla Tisone, sente uno strano rumore, d'improvviso da uno scatolone esce un uomo, è un migrante che si è nascosto nell'autotreno proveniente dalla Bulgaria, maggiorenne di nazionalità afghana. Il cittadino straniero è stato identificato dalla Polizia di Stato del Commissariato di Cividale per poi essere trasferito all'ex caserma Cavarzerani di Udine. Terrorizza la collega di lavoro che non ricambia i suoi sentimenti per lo stalker invaghito della donna perché è fortemente somigliante alla sua ex compagna, è scattato il divieto di avvicinamento. Invaghito della collega di lavoro perché assomiglia alla sua ex compagna, la terrorizza con continui atteggiamenti vessatori. Spaventata, la donna denuncia tutto alla squadra mobile della questura di Udine. Nei giorni scorsi, nei confronti dello stalker, un uomo di cittadinanza irachena, il GIP del Tribunale del capoluogo friulano ha emesso un'ordinanza di divieto di avvicinamento alla vittima e ai luoghi che frequenta per il reato di atti persecutori. Ossessionato da lei, non ricambiato nei sentimenti, l'uomo le inviava continuamente messaggi attraverso tutti i social, chiedendole in maniera ossessiva di cambiare turni di lavoro. In ottobre la situazione è precipitata. In un'occasione l'ha chiusa all'interno di uno sgabuzzino, afferrandola per le braccia, poi l'ha seguita fino al posteggio, minacciandola, facendo riferimento a un coltello. Dopo aver visto una diretta Facebook che mostrava il luogo di lavoro ripreso dallo stalker, la donna era stata colta da un attacco di panico ed era finito in ospedale. Se non rispetterà l'ordinanza, adesso il cittadino iracheno finirà in manette. Sospensione dell'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande per 7 giorni per la pizzeria The Club di Gorizia. Il provvedimento nasce a seguito di un episodio del 31 ottobre scorso, quando gli agenti della squadra volante avevano sorpreso il titolare del locale in atteggiamenti violenti nei confronti di una cliente. Erano poi rimaste coinvolte anche altre persone ed era stato necessario l'intervento anche di altre pattuglie per riportare la situazione alla calma. Con le truffe ottennero un bottino di oltre 160.000 euro. Il Tribunale di Udine ha condannato 6 nomadi dell'Interland. Sono costate 7 anni di reclusione complessivi, 4 truffe per un bottino di 162.000 euro messe a segno tra il 2017 e il 2018 da 6 nomadi, 4 uomini e 2 donne dell'Interland udinese. A emettere oggi la sentenza è stato il giudice Nicolò Gianesini del Tribunale di Udine. Il viceprocuratore onorario Paola Peressini aveva chiesto in tutto quasi 12 anni di reclusione. Le pene variano dai 3 anni e 3 mesi ai 5 mesi di reclusione e a 3 di loro è stata concessa la sospensione condizionale. 3 condannati erano accusati di aver sottratto 9 orologi Rolex del valore di 120.000 euro a un gioielliere, 2 di aver intascato 27.000 euro da una persona interessata all'acquisto di 143 sterline d'oro e 2 di aver ottenuto 10.000 euro con il sistema del cambio valuta, accampando la scusa di voler rilevare dalla vittima una lavanderia automatica. Infine, 2 di loro avrebbero ottenuto 5.500 euro da una persona interessata a 200 grammi d'oro, ma sono stati condannati solo per aver agito sotto falso nome. La vittima infatti aveva ritirato la querela. Il titolare di un ristorante trattoria bar di Udine è stato denunciato dai carabinieri del nucleo antisofisticazione e salute del capoluogo friulano per detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione. Il controllo è stato eseguito dagli uomini del capitano Fabio Gentilini lo scorso fine settimana. Sono stati sequestrati e distrutti 10 kg di alimenti, per lo più carne, congelati senza essere stati sottoposti preventivamente alla pratica obbligatoria dell'abbattimento, erano quindi ricoperti da ghiaccio. La giunta comunale di Udine dice basta al grigiore dei condomini all'ingresso nord della città e punta sul verde e sullo sviluppo sostenibile. Oggi ha approvato le linee guida per il recupero dell'area ex Bertoli.
Niente più torri all'ingresso nord di Udine. La Giunta ha approvato la delibera che detta le nuove regole per il recupero dell'area ex Bertoli dopo l'attuazione degli interventi di bonifica della zona. La superficie commerciale non dovrà superare 3.900 metri quadrati, mentre ristoranti e uffici avranno a disposizione 5.500 metri quadri. Sono previsti spazi dedicati a sale polifunzionali per attività culturali, ricreative, di intrattenimento e ad attività ludico-sportive e un parco pubblico da 60.000 metri quadri, ridotte a poco più di 10.000 metri quadri le superfici da destinare alla residenzialità. Onde evitare di ripetere l'errore di tanti anni fa, nella convenzione urbanistica che verrà poi stipulata, nella nuova, verranno inserite delle prescrizioni, innanzitutto la realizzazione del parco verde, piuttosto che il completamento dell'intera bonifica, non solo quella che vediamo visivamente, ma anche nel sottosuolo. Inoltre abbiamo aspettato e ricevuto positivo il parere della sovrintendenza, inoltre abbiamo ricevuto anche l'adeguamento delle polizze fideiussorie. Ricordo che attualmente c'è una procedura di concordato preventivo e quindi il commissario giudiziale che darà impulso alla nuova asta, chi sarà interessato ad acquistare quest'area sa anche cosa potrà realizzare. Una diatriba da 450.000 euro che vede contrapposti un'attività commerciale che opera all'interno dei locali di proprietà del Comune di Udine e lo stesso Comune che si trascina da diverso tempo, finisce davanti al TAR del Friuli Venezia Giulia. La società che gestisce il Contarena a Udine ha presentato ricorso al TAR per ottenere l'annullamento delle richieste del Comune di Udine di lasciare l'immobile di proprietà dello stesso Comune entro 15 giorni dalla notifica dell'atto. A sua volta il Comune intende rispondere costituendosi in giudizio. Come riferisce l'assessore Silvana Olivotto, il contenzioso nasce dal fatto che il Comune di Udine sostiene di essere creditore di un'ingente somma corrispondente ad affitti non pagati e altro, mentre la società a sua volta ritiene di avere diritto a ottenere un risarcimento dei danni patiti e di spese anticipate, oltre al danno per il fatto di aver dovuto tener chiuso mentre il Comune apportava i necessari lavori agli impianti. Una vicenda che si trascina da anni e che è passata anche sotto il vaglio della precedente amministrazione comunale. La diatriba tra le parti comporterebbe cifre importanti che si aggirano intorno ai 450.000 euro. Oggi c'è stata l'autorizzazione alla costituzione in giudizio davanti al TAR e bisognerà attendere l'esito della vicenda che si potrebbe sapere a breve. Nel corso del 2021 la manifattura friulana, dopo il crollo registrato in particolare nel secondo trimestre 2020, ha recuperato i livelli di attività precedenti lo scoppio della pandemia. L'indicatore della produzione industriale friulana, secondo le elaborazioni dell'Ufficio Studi di Confindustria Udine sui risultati dell'indagine sul comparto provinciale, segna nel terzo trimestre 2021 un ulteriore rimbalzo tendenziale rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, più 12,5%, benché in decelerazione rispetto al secondo trimestre. La manifattura friulana, commenta Anna Mareschi Danieli, presidente di Confindustria Udine, forte della propria specializzazione produttiva, è immediatamente ripartita appena si sono riavviate le catene produttive globali. Le performance degli ultimi mesi, prosegue la Presidente, oltre al ritrovato slancio del commercio mondiale, da attribuirsi anche alla crescita degli investimenti già in atto in macchinari, attrezzature e gli investimenti in costruzioni. L'edilizia traina anche molti settori manifatturieri, dai prodotti in metallo ai mobili. Dall'indagine risulta che oltre la metà delle aziende è in previsione nei prossimi mesi di incrementare ulteriormente gli investimenti grazie a un'iniezione senza precedenti di fondi delineati nel PNRR. Intesa San Paolo, Fondazione CESVI e Damatra Onlus insieme per trasmettere agli under 18 la storia, le tradizioni e gli usi di un tempo, con il coinvolgimento di nonni e nonne, sfruttando il mondo digitale ma anche con laboratori sul campo. Trasmettere la conoscenza e la memoria della generazione over 60 ai giovani under 18. Questo è l'obiettivo del progetto promosso da Intesa San Paolo, Fondazione CESVI e Damatra Onlus, che coinvolge i comuni di Fagagna, Campoformido, Pozzuolo del Friuli, Pasian di Prato, Romans di Sonzo e Lignano. Coinvolti nell'iniziativa 360 giovani. Attraverso i media digitali il percorso ha l'obiettivo di portare a riconoscersi, raccontarsi e condividere esperienze. Tra le finalità anche la creazione di 2 poli, la Serre di Campoformido e Chiase di Catine a Fagagna, che ospiteranno una parte dei laboratori dove la comunità potrà incontrarsi e ritrovarsi.
la memoria è qualcosa che va conservato. In questo caso la provocazione del digitale è importante, ma non immaginiamo un progetto troppo digitalizzato. Gli strumenti digitali sono un pretesto per fare proprio un'operazione sulle relazioni, sulla memoria. Il progetto, a fianco a questa provocazione, avrà tante attività nei prossimi 15 mesi che prevedono di stare assieme, conoscersi, ricucire un po' quei rapporti che durante questi ultimi 2 anni sono un po' saltati. Vedete anche questo spazio, una delle azioni è previsto che venga recuperato, che venga restituito alla comunità come luogo d'incontro. All'interno già ci sono spazi per fare laboratori, ci sono gli uffici di Damatra, che è la cooperativa capofila del progetto. Incomincerà dai Focolars Furlans di Roma e Latina il tour del videodocumentario La memoria della terra, realizzato nell'ambito di un progetto che punta a far conoscere in regione e nel mondo i 7 ecomusei del Friuli Venezia Giulia. Si chiama La memoria della terra ed è un documentario diretto da Roberta Cortella sugli ecomusei della regione. Cioè queste realtà associative di comunità e di territorio nel quale vengono evidenziate le peculiarità diversissime, originali e straordinarie che la nostra regione ha. Un progetto supportato dalla regione? Sappiamo che sono più i cittadini del Friuli Venezia Giulia residenti all'esterno dei nostri confini che quelli residenti all'interno, quindi abbiamo un debito anche morale nei loro confronti. Attraverso le associazioni corregionali all'estero sviluppiamo tutte quelle attività che ci permettono di mantenere salde le radici di quelle persone. Un modo per avvicinare anche le nuove generazioni alla terra da cui provengono i loro genitori o i loro nonni. Vuole portare a conoscenza di quelle che sono il territorio, quello che questi corregionali, che sono distanti, sparsi in tutti i 5 continenti, in quel grande popolo di friulani, perché pensiamo che 1.200.000 friulani sono sparsi nei 5 continenti, quindi una comunità ancora più vasta della nostra, di quella che è in regione. Scontro tra maggioranza e opposizione in Consiglio regionale sulla mozione del Partito Democratico che chiedeva di fare pressione sul governo per lo scioglimento di Forza Nuova. Alla fine il testo è stato bocciato con 24 voti contrari e 19 favorevoli. L'assalto di Forza Nuova alla sede della CGIL a Roma è un episodio troppo grave, bisogna prendere posizione senza ambiguità, sosteneva il PD, supportato da tutti gli altri gruppi di opposizione, ma non è questa l'aula che può far applicare la legge Scelba. La mozione andrebbe ritirata e riformulata, d'accordo con la maggioranza, ha replicato l'assessore Pierpaolo Roberti a nome di tutto il centrodestra. Il primo firmatario della mozione, il capogruppo Dem Diego Moretti, ha affermato che nel testo non c'è nulla di ideologico né di strumentale. Ricordo che alcuni partiti di centrodestra hanno votato mozioni simili in altre regioni. Altri consiglieri di minoranza hanno ribadito l'esigenza di lanciare un messaggio forte, ricordando anche l'episodio dell'irruzione di esponenti di Casa Pound nell'aula del Consiglio regionale nell'agosto 2020, in seguito alla quale Massimo Morettuzzo, capogruppo del Patto per l'Autonomia, ha reso noto di essere stato denunciato per diffamazione in quanto definì eversivi quei gruppi. Ora ho un processo in corso che affronterò a testa alta. Andiamo a Udine, antiche sepolture, le fondamenta di 2 edifici storici oramai dimenticati sono riemersi sul colle del castello. Gli scavi erano stati imposti dalla Soprintendenza alle Belle Arti prima di poter avvalare la realizzazione dell'ascensore che da Piazza Primo Maggio porterà cittadini e turisti in cima al piazzale sul lato della Casa della Contadinanza. I sondaggi degli archeologi hanno portato alla luce diversi e interessanti rinvenimenti archeologici che probabilmente aiuteranno anche a riscrivere la storia del colle morenico. 70 anni fa nasceva in piazza Primo Maggio a Udine, nella roulotte dei genitori titolari di una giostra. Oggi lui stesso svolge questa attività. Lo ha incontrato in una park di Zardin Grande Daniele Paroni. Alla tradizione delle giostre di Santa Caterina sarà dedicata la puntata di questa sera dello Scrigno a partire dalle 21. Lei quant'è che frequenta? Allora, è semplicissimo, io frequento, fra una settimana faccio 71 anni e sono nato proprio là. A quel tempo eravamo nei camper, ma quei camper che non è quelli che vai a comprare adesso, si prendeva una corriera, quelle col musone, e si faceva i sedili e si faceva i camper dentro lì. Perciò 71 anni fa, meno 7 giorni, al 17 novembre sono nato là in fianco. Lei è nato lì? Proprio lì. Penso che sono l'unico nato in piazza Primo Maggio da sempre.
Perché veniva qua i miei nonni, veniva mio padre, io e adesso viene mia figlia e anche la nipotina, cioè 5 generazioni. Tra poco lo sport in Sport FVG, dove si parlerà del nuovo progetto formativo per gli insegnanti di primaria e secondaria organizzato dalla Libertas Udine Danieli. L'obiettivo è creare una cultura dello sport fin da bambini. Noi siamo in chiusura, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata con i programmi di Telefriuli.